Le case sono diventate tombe roventi, veri e propri forni letali per anziani che stanno allungando una lista trasformata nel bollettino di una strage. Aggiornamenti quasi di ora in ora. 11 decessi in un'altra giornata terribile sotto la canicola più letale da 30 anni a questa parte. È un tragico viaggio tra le province, con Venezia che registra addirittura 6 vittime sopra i 65 anni nell'arco di 24 ore. Tutte trovate in casa dove il condizionatore non c'era o non era usato. Una turista 85enne in un appartamento di Sottomarina, un altro 85enne ad Olo trovato completamente disidratato, 2 settantenni, un uomo e una donna a Spinea e poi ancora 2 ultra ottantenni a Concordia Sagittaria e Vigo Novo. Nella Marca trevigiana a perdere la vita una 67enne di Castelfranco, un 65enne di Treviso e una 94enne di Montebelluna. Dimora come un forno anche per un 53enne di Vicenza. Per un camionista straniero la tomba è diventata la cabina bollente del suo tir, parcheggiato alla Stanghella. Da domenica a oggi le croci in Veneto sono 31. Una emergenza di questo tipo per i sanitari raramente si era vista. I SUEM letteralmente subissati dalle chiamate per centinaia di interventi in tutta la regione, non solo malori in casa, la maggior parte. A Mestre un senza tetto di nazionalità rumena è collassato ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Un operaio che stava effettuando dei lavori con un saldatore in un capannone di Dolo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale, anche lui in rianimazione. Assalti anche in farmacia. Chiedono appunto qualcosa per tirarsi un po' su perché si sentono molto stanchi e spossati. Gli integratori salini a base di magnesio, potassio e creatina vanno via per la maggiore. E poi altri effetti collaterali, blackout e incendi come quello che ha distrutto un appartamento di Roncade nel Trevigiano, cortocircuito per il condizionatore usato al massimi livelli da giorni. Tutto ciò mentre proprio in queste ore tra i colli Iberici e i colli Euganei si sono già scatenati i cosiddetti temporali di calore che si generano ad alto livello proprio per l'alto accumulo di umidità e non portano ad alcun vero ricambio dell'aria. La Regione ha inviato un bollettino di stato di attenzione per i temporali improvvisi fino a sabato in tutto il Veneto. Solo tra sabato e domenica forse le temperature dovrebbero scendere sensibilmente. Fino ad allora l'allarme per gli anziani resta altissimo.